parte chi è nel cerchio interno passa all'esterno e viceversa. Seconda parte che così costituita, insomma, si passa dalla regola all'improvvisazione. Abbiamo pensato ad un tema sul quale improvvisare, ispirato un po' dalla Sala delle Conchiglie, dall'acqua, quindi, ma anche dalla musica suonata dal professor Sigliolini stamattina, che parlava di una piroga che correva lungo un fiume. Il tema su cui improvvisare è verso la foce, ecco, evocativo di molte cose, di acqua, di conchiglie, di un fiume che prende. Ok, possiamo cominciare. Precederemo anche questa esperienza da un breve momento, chiamiamolo così, di sincronizzazione ritmica, quindi facendo un po' botta e risposta, e poi passeremo alla fase più improvvisativa, quindi libera. Bene, allora propongo e poi c'è la risposta.